ambulanza e ovviamente ha mandato in aria un po' a tutti. Buongiorno, hello to all of you, welcome to Venezia, welcome to Venice, benvenuti a Venezia a tutti voi al canale di I Love Venezia. Se non l'avete ancora fatto ricordatevi di sottoscrivere il canale. Hello guys, welcome. Let me give the okay to Said. Vai Said. That our Said, I will show him in a little bit, but it's gonna be our human engine. Sì, oggi siamo in un mezzo completamente super ecologico. E vai Said, vai prego. Ricordatevi una cosa, se ieri eravate online e avete visto un po' di video su Venezia, certamente dove siamo ora, che siamo direttamente nella zona della stazione, adesso scusate le immagini, è un po' traballino al momento, poi è meglio. Qua esattamente dove siamo ora abbiamo visto cosa? Ciao Basil, ciao a tutti, abbiamo visto una razza ieri. Ciao guys, for those of you that they were online yesterday, that they were following all the social medias, here, exactly right here, where the train station is, what happened? We started to see a stingray in the Grand Canal, right after all the dolphins, now even the stingrays. Ciao Nina, ciao a tutti, benvenuti, ciao Nicole. Sì, allora avete proprio ragione, il giro in gondola è veramente emozionante e super romantico. Datemi un secondo che sistemiamo qua la sedia e sembra veramente di essere in gondola. Yeah, as you can see, actually it really seems to be all together in a gondola. Let's see, look. We are 195 all connected. It's like all the jokes, how 195 people can fit in a gondola. It definitely sounds like a joke. Sì, sembra veramente una delle battute. Come fanno 195 persone a stare in una gondola? Effettivamente è incredibile. Allora, guardate, davanti a noi abbiamo la stazione di Santa Lucia. Esatto, bravissimi per chi c'è stato. Allora, praticamente questa stazione è stata creata durante il periodo dell'impero austro-ungarico. Guardate il cane sulla barca, eccolo là che si gode. No, non sono io il gondoliere, eccolo qua. Oggi il nostro gondoliere, che è la persona più importante, perché senza di lui non andiamo da nessuna parte, è Said. Hello, welcome to all of you, and we got our gondolier that is Said. I know that it sounds really Mediterranean, but definitely Said is from the district of Castello, and which is the last part of the island. Sì, lo so che Said non risulta proprio italianissimo, ma Said arriva direttamente dalla zona di Castello. È sensazionale fare un tour in gondola come stiamo vedendo adesso. Scusate se ogni tanto traballa l'immagine, ma ovviamente non è proprio stabilissima. Yeah, the entire idea is let's talk about a little bit of the gondolas, parliamo un po' della gondola, parliamo un po' dei canali, cominciamo a descrivere un po' cosa succede. Said sembra un texano, col cappello sì, ogni tanto sembra un po' texano. Allora, siamo direttamente nella zona di Piazzale Roma, quindi è l'ultimo punto che una persona può raggiungere direttamente col suo mezzo, con la sua macchina, quindi per forza di cose deve lasciare la macchina giusto davanti a noi e da qua poi procede a piedi. And so we are right in front of the area of Piazzale Roma, and this one is the last part that can be reached with the car or the bus. So you must definitely park your vehicle right here, and from this point you have to continue. The bridge that is standing right in front of us is the Constitutional Bridge that has been designed by Santiago Calatrava.
Sì, il ponte che vedete super moderno è il ponte che è stato disegnato e realizzato da Santiago Calatrava, che ha realizzato un sacco di opere e palazzi nella zona di Valencia, ma anche New York. Yeah, he created a lot of palaces in the area of Valencia, Spain, and of course even in New York, the brand new station right by the Trade Center has been designed by him. Look at the beauty of these incredible canals. Sì, come potete vedere quanta la zona è veramente calma, rilassata, praticamente non c'è nessun tipo di traffico e fare il giro con la gondola è veramente magnifico. We wait for you. We don't go too far. Oh, heading towards Dorso Duro. More or less, actually. We are heading towards the area of San Polo, to give you an idea. I'm not gonna tell you much about the itinerary, that's we are going to discover step by step everything. Sì, non vi racconto esattamente cosa succede minuto per minuto, perché così manteniamo un po' la suspense a dove andiamo. Comunque, se cominciate a dare un occhio anche ai canali, sono super puliti, soprattutto di questo periodo, visto che non ci sono tante barche e tanto movimento, la situazione è veramente magica. Yeah, the entire situation is that the entire environment, the entire canals, they are extremely clean, extremely beautiful, and it's just a perfect day, as you can tell. Look at the sky, it's fantastic. We cannot ask for more. So let's start to introduce our gondola, how gondolas are working and all these things. Allora, you have to know that in Venice we got approximately 433 gondolas. We got anything between 600 and 700 gondoliers. A Venezia abbiamo circa 433 gondole e 600-700 gondolieri. And so let me see, Sarah, how is the lockdown rules? Not many people in the streets these days. And so at this real moment, we just switch from red zone into orange zone. So we can go out to go to work. We can only have takeaway stuff. We cannot sit in the restaurants. Restaurants are open only for workers mainly. If you go into a bar, it's only takeaway. E quindi è un po', it's a bit complicated, let's say. Starting from May we should be back to normality. Sì, stavo descrivendo per gli amici che sono italiani, lo sapete già come funziona la situazione col lockdown, quindi l'ho spiegato ai nostri amici che sono collegati dall'estero. Guardate, queste tavole là, quelle sono quelle per l'acqua alta. Those blankets, they are always there for the high tide. And you have to know that especially last year we ended up having approximately 58 days of extremely high tide. See, I'm really happy that I'm not walking today. I already done 15 kilometers today, so I'm fine. Sì, allora praticamente l'anno scorso abbiamo avuto più o meno 58 giorni di acque alte. Il ciò vuol dire che l'acqua sale dal canale e dopodiché ovviamente tutte quante le rive, sia quelle destre che quelle sinistre, sono completamente piene di acqua. Yeah guys, just think about, guardate qua, keep an eye to the Church of of the Tolentini. That we are of course in the area of the university, and that's the reason why that we got so many kids, teenagers around, and that they are having a little siesta, a little break, a little coffee break. Sì, tenete conto che ogni volta che noi abbiamo l'acqua alta, quindi tutta quanta la zona sia a destra che a sinistra è completamente sommersa dall'acqua, quindi l'acqua sale dal canale, va dentro alle case. Un sacco di case di solito hanno delle piattaforme che riescono a bloccare l'acqua, che così non va direttamente dentro, e la cosa più importante ad avere a Venezia è la pompa per pompare l'acqua direttamente dall'interno dell'appartamento all'esterno.
Yeah, guys, every time that you try to buy an apartment, a house, try not to buy in the lower floor, otherwise it's gonna be a big massive fish tank. And make sure that you're going to have a pump that is going to pump all the water from the interior to the exterior, so it's not always that easy. Ogni tanto mi fermo così vi sentite anche il rumore di Venezia. No, Roberto, siamo a Las Vegas, allora abbiamo rifatto tutto quanto il cielo, è finto. Yeah, the Italian community is just asking, are you sure that the sky is real? Did you make up anything? I was just joking, of course. No, no, we are in Vegas, everything is fake. But Roberto, effettivamente c'hai ragione, guardatevi sta immagine qua. Veramente sembra essere uno set cinematografico o qualcosa del genere. È veramente incredibile. Yeah, the view is outstanding. It's just amazing. And I tell you another thing. Later on, we're going to discuss and talk about gondolas. But right in front, we got a piece of iron that is called ferro da prua. And this piece of iron that I will show you better later on is the original one that has been taken around Lady D when she was here during the honeymoon in Venice. Sì, vi dico una cosa, allora praticamente il ferro da prua, che ve lo mostro dopo quando riusciamo a trovare un'altra gondola, così vi spiego bene come funziona. Questo ferro da prua è di proprietà di cosa? Ovviamente di Said, il nostro gondoliere. Però la cosa più incredibile è che questo pezzo di ferro è il pezzo di ferro originale di una gondola degli anni 80 che ha trasportato Lady D quando era qua col principe Carlo durante la luna di miele. Guardatevi sta ginestra. Cosa non è? E il palazzo a fianco. Guys, look at here, look at the Wisteria and the palace that is arriving right now. And so the colors that we're going to have from this point and the next one, they're going to be just amazing. And during this time of the year is just unreal. Sì, aspetta, hai ragione Renato, adesso mi sposto, vi faccio un po' di spazio, se no non ci stiamo. Yeah, Renato was just saying that I need to move a little bit because otherwise 400 people, they won't fit in. Yeah, I didn't even notice that now we are 400. Let's have a look at how Said is doing. Allora, guardiamo Said come sta procedendo. Eccolo là, è come braccio di ferro. Non mi metterei mai contro Said che ha i muscoli d'acciaio. Yeah, I would never argue against Said that he's got iron muscles. It's like Popeye. Same thing. Here we go. You can clearly see the winged lion. The Queen of Venice is the name of our gondola, and the winged lion is the crest, the symbol of San Marco, Saint Mark, the patron saint of Venice. And as you can see, there is a book in the pone that is written, "Peace to you, Mark, my evangelist." Sì, come potete vedere, ovviamente si vede il leone, che è il simbolo di San Marco. Il nome Queen of Venice è il nome della nostra gondola e praticamente nella Bibbia che tiene tra le mani il leone di San Marco cosa c'è scritto? Pace a te, San Marco mio evangelista. Aspettate che vado piano piano, che qua i movimenti sono sempre un po' difficili da fare ogni volta che si è dentro la gondola. Chris, you're right. How are we going to do social distance with 400 people? Let's say that if you are from Texas and I'm from here, actually I believe that we got enough space. Sì, effettivamente c'è abbastanza spazio, non ci dovrebbe essere problema per la distanza sociale. Il nostro gondoliere si chiama Said. Hola Chris, come sta? Ciao a tutti, hola, hasta luego. Guardate la meraviglia di questo angolo. Yeah, have a look at this corner, how beautiful the Wisteria is.
Marek, are there female gondoliers? We got two female gondoliers. We got Georgia and Chiara that they worked here in Venice, and one is by the Arsenal and the other one is close by the area of the Accademia. So, abbiamo, la domanda era se ci sono gondoliere donne. Ce ne sono due, c'è la Giorgia e la Chiara. La Giorgia è in zona San Tomà, quindi vicino all'Accademia, per darvi una piccola idea, e la Chiara lavora nella zona del ghetto. Guardate qua, allora aspettate un attimo e vediamo. Allora, uso un attimo il dito. Questo pezzo qua rappresenta il cappello del doge, quindi la corona del doge. I 6 pezzi, le 6 strisce che sono di qua rappresentano i 6 sestrieri. Senti, va un po' più indietro. Yeah, now Said is going to back up. Va un po' più indietro che così riusciamo a vedere un po' meglio. Quindi questo è il ferro che si parlava, quindi i 6 sestrieri a destra, questo archetto è il ponte di Rialto, il pezzo vuoto è la baia di Piazza San Marco, questa strisciolina di ferro è la Giudecca e questa specie di S rappresenta il Canal Grande. Yeah, guys, think about that. This one is representing the entire history of Venice. So this curvy shape here is representing the crown of the Doge. The arch right there is Rialto. The half circle is the Bay of St. Mark. The 6 stripes, the district of Venice. This one is the Giudecca Island. And this S shape is representing the shape of the Grand Canal that we're going to see it later on. Look, we check it out how Said is doing. That is doing great. Andiamo Said, avanti. Yeah, guys, talking about our gondolier and talking about gondoliers in general. Look at the wisteria. Guardatevi di nuovo che sta arrivando tutti quanti i fiori ed è una bellezza. Venezia di sto periodo qua è incredibile, soprattutto dai canali. Guardate, le ginestre sono veramente fantastiche, è una meraviglia. Sì, così facciamo un po' di canali piccoli, facciamo un po' di canali un po' più grandi, facciamo il canale grande, così facciamo contenti tutti quanti. Yeah, you will see that we are going to hit several different canals to please everybody. And so we were discussing. Anche tu Renato non sai nuotare, oh, vabbè non c'è problema, tanto so io che vado a fondo. Yeah, if you don't know how to swim, actually don't worry, it's gonna be only me that is gonna be drowning and dying in the canals, no problems. Vai col clacson, Said. Here we go. Allora, visto che a Venezia non abbiamo i clacson sulle gondole, questo è il sistema. As in the gondolas we don't have the horn, this is the only way to announce to everybody that we are getting closer to a special section, a special intersection, that so everybody is aware that we are arriving. Look at the lights. Guardatevi cosa non è il colore della giornata adesso, come dicevate prima, sembra veramente finto. It doesn't look real. Per darvi un'idea, adesso alla nostra destra siamo vicinissimi alla zona di Campo Santa Margherita, quindi il fulcro dell'università. We are really close. On the right hand side we got the Campo Santa Margherita, which is definitely the heart of the university. But look at here what is arriving right now. We're going to see a really special thing. Allora guardatevi il graffito che arriva fra un secondo. Allora, qualche anno fa, quindi il 2019, i veneziani si sono svegliati e hanno trovato un graffito. Il graffito di Banksy.
quindi l'artista super famoso che nessuno sa a cosa assomiglia o chi è o chi non è, prima nel giorno dell'inaugurazione della Biennale ha creato questo. Yeah, you have to know that this one is our original Banksy graffito that is really interesting when we got high tide, because you can see that the water is definitely going up slowly, and that happened to be the day of the inauguration of what? The day of the inauguration of the Biennale of the Modern Art, so 2019. The Biennale is going to happen this year again, middle of May. Per tutti quelli che non sanno, la cosa che è incredibile, che tutti quanti non vedono l'ora, quest'anno ripartiamo con la Biennale, quindi la Biennale d'arte ci sarà quest'anno nei giardini di Sant'Elena, per capirci, e poi dovrebbe essere anche distribuita un po' in tutta Venezia. Vai Said, metti a prima. Dove ti va? Dove ti vuoi? Come ti vuoi? Boh. Yeah, but we are discussing about where to go. Sì, stiamo decidendo dove andare. Sì, Deborah, it's a Banksy. It's definitely our original one. We are definitely deciding where to go because we're checking the tide, the stream, and all these things. But we are going to take a really special canal right now, especially at the real end. It will be really nice. Sì, Said e io stavamo discutendo dove andare, che strada prendere, che canale prendere. Said, ti riesci fermate qua in angolo un secondo? Allora, vi faccio vedere una cosa che è molto interessante. I will show you a thing that is really interesting. Where I am right now, Adriano, on the right hand side we got Campo Santa Margherita, and we are standing right in front of the church of San Pantalone. Allora siamo davanti alla chiesa di San Pantalone e a destra c'è la chiesa il campo di Santa Margherita, ma vi vorrei non si vede benissimo, però è super interessante. Questa placca sul muro, cos'è? Qua praticamente c'era un pezzettino del mercato del pesce, quindi qua la Repubblica di Venezia andava ad annotare le misure minime del pesce, quindi le sarde dovevano essere minimo 7 cm, i branzini dovevano essere 12 cm, le anguille 25, le ostriche 5 e i peoci, ovvero i mitili, quindi le cozze, 3 centimetri. Yeah, this plate that is exactly there, it's really interesting, especially for a reason, because the Venetian Republic would have put it down exactly here, all the measure of the fish. So the fish is supposed to be that specific measure. If it was smaller, the fishermen had to throw it back into the sea. Look at the view of San Pantalone. È la chiesa col dipinto sul soffitto più grande al mondo. Yeah, this one is one of the most incredible churches, and the painting that is inside of the church is one of the largest that we got around the world, the one in the ceiling. Yeah, it seems that the record is going up. 522 persone dentro una gondola. Penso stiamo battendo tutti i record. Yeah, I believe that we are doing a great record at this moment. Vai Said. Guardate questo invece. Allora, l'altra cosa che uno non si aspetta quando è a Venezia è il semaforo. È l'unico, praticamente l'unico semaforo rimasto a Venezia. Il semaforo è quello della stazione dei pompieri, che vedremo fra un secondo. Yeah, as you can see, actually, when you are in Venice, you don't really expect to have traffic lights. That's pretty much the only traffic light that we got in town. And this one is situated right in front of the fire station. Of course, when we got an emergency,
they put the lights on, and so the fire brigades, they can go out. Sì, Roberto, siamo a 2 passi dai frari praticamente, o meglio, a sinistra abbiamo San Rocco, esatto, e i frari. Yeah, we are 2 seconds away from the Frari Church. That is one of the most important and biggest churches that we got in town, actually, and it's like one of the most massive mausoleums that we got in town. And the church and the Scuola di San Rocco, the School of San Rocco, and that one is amazing because you got the collections of the Tintoretto paintings inside. Quindi siamo attaccati ai frari, siamo attaccati alla Scuola Grande di San Rocco, e se siete a Venezia dovete fare un salto a visitare la Scuola di San Rocco, perché ci sono dei dipinti di Tintoretto che sono incredibili. Allora, piano piano stiamo procedendo verso Ca' Foscari, la nostra università. Slowly, slowly, we're going to proceed towards Ca' Foscari, the main university. I shut up a second so you can enjoy the sound. Sto zitto un attimo, così vi godete il rumore o la musica di Venezia. È veramente rilassante. It's really relaxing. And look at here. See, it's so peaceful, Christian. You are definitely right. Have a look through these arches. That's the fire station. Allora, questa qua è la stazione dei vigili del fuoco. Ovviamente anche a Venezia ci sono, ma ovviamente ogni cosa a Venezia è in barca, quindi i vigili del fuoco hanno la barca, l'ambulanza ha la barca e la polizia ha la barca. Yeah, the thing is that everything here in Venice does have a boat. Of course, I'm talking about those special services as the ambulance, the policemen, the fire brigades, and so on. Prepare yourself, because in a second we're going to reach one of the most amazing part of the city. Sì, Roberto, hai pienamente ragione. La Scuola Grande di San Rocco è la Cappella Sistina di Venezia. Se non è la Cappella Sistina poco ci manca, ma sicuramente è una cosa che tu vai a rimanere veramente stupefatto. A parte i dipinti del Tintoretto, ma anche tutte quante le lavorazioni in legno che arrivano direttamente dal Cadore sono qualcosa, le sculture fatte in legno sono qualcosa di incredibile. Yeah, Roberto was just saying that the Great School of San Rocco is like the Sistine Chapel for Venice, actually, and that is totally true. Not only for paintings, but even for wooden sculptures. Look at here. Canal Grande, the Grand Canal, the Fifth Avenue of Venice. Siamo esattamente in Canal Grande, e quindi il nostro Palazzo Grassi, che fino a qualche anno fa era proprietà della famiglia Agnelli, ora è praticamente proprietà di François Pinault, il signore che sta investendo parecchio qua a Venezia, convertendo un sacco di palazzi in musei. E praticamente François Pinault è il signore che è sposato con Salma Hayek e proprietario anche di Louis Vuitton. Allora, guardatevi la meraviglia del Canal Grande. Yeah, I was just mentioning that François Pinault is the man that is married with Salma Hayek, the American Mexican actress, and is the owner of part of Louis Vuitton and many other incredible brands. But have a look that we are right in the Grand Canal. It's exactly like the Fifth Avenue, the Champs-Élysées, the most important streets for Venice. Sì, aspetta un attimo, adesso vi mostro Said, datemi un secondo. Let me turn around that I show you Said. That is always complicated to turn around with the entire thing. Here we go. That we are all a bit dressed today because it's a kind of chilly. Sì, siamo un po' vestiti completi oggi perché fa un po' freschetto.
E visto che si parla di gondolieri, dovete sapere che i gondolieri qua a Venezia, quando arrivate trovate cosa? Il gondoliere che ha la maglietta a strisce bianca e blu, bianca e rossa, bianca e nera, e quelle sono quelle più classiche. Ciao Said, ti salutano. Eh sì, hai ragione Renato, siamo più di 600, we are more than 600 in the gondola. Let me turn around, mi giro perché sennò qua è complicata. Scusate, mi muovo piano piano, o almeno tento. Allora, praticamente si parlava delle uniforme. I try cafe, if I'm going to see stingrays or dolphins, I got Said that is checking. And so, quindi praticamente tutti i nostri gondolieri hanno ancora oggi bianco e rosso, bianco e blu, bianco e nero, ma ci sono delle uniformi speciali. Quando vedete un gondoliere che è vestito completamente di nero, vuol dire che è per il servizio funebre. Se è vestito completamente di bianco è per un matrimonio, e la gondola di Said di solito fa anche i matrimoni. You have to know that the gondoliers here in Venice, they got special uniforms. Before that I continue. This is the station, the gondola station, where Georgia is working. She's the girl, one of the two girls that she's working here in Venice as a gondolier. So San Tomà. And she's working in the traghetto. Questa qua è praticamente la stazione del traghetto di San Tomà, è dove si parlava di donne gondoliere, quindi la Giorgia lavora qua nel traghetto. Yeah, we were definitely discussing about the uniforms of the gondoliers, that everybody knows that I got striped t-shirts like white and blue, white and red, white and black, but sometimes we got total black. That total black is for funerals, and total white is for weddings. And so having a wedding in Venice is just beautiful, and the gondola is like the limo. It's exactly the same way. Sì, allora praticamente per gli amici che parlano italiano, sappiate che qua quando la sposa la coppia si sposa, allora Said parte, è vestito di tutto punto da gondoliere con la tenuta da matrimonio, quindi è vestito di bianco con le coccarde oro e rosso. Di solito va a prendere la sposa ed è praticamente considerata la limousine, la macchina bella, porta la sposa direttamente in chiesa, e dopodiché si fanno le foto come al solito. Sì, c'è posto per tutti. Yeah, Cafe, I speak in English. I was just translating what I said in English before, and so I translated in Italian. That's it. And so I'm just alternating everything. I was discussing about the weddings uniform of the gondoliers. But here we go. Look at here. That the tour is gonna be in Italian and English. Sì, il tour lo facciamo un po' in italiano e un po' in inglese, ma quel che dico in inglese poi lo traduco direttamente in italiano e viceversa. Sì, ci stiamo tutti. Yeah, everybody can fit in, no problems. Ma guardate questa, il Palazzo Pisani Moretta, dove abbiamo sempre fatto tutti quanti i migliori show di carnevale. The Palace Pisani Moretta, where the most beautiful carnival has been took place right here. But how much does it worth a palace in the Grand Canal? Think about that. Something like this pinkish one, we talk about 40 million euros. 40 million euros, and that is quite incredible. Di solito la domanda è: ma quanto può costare un palazzo nel Canal Grande? Allora, quello rosa che stavo mostrando prima, quindi il Palazzo Pisano in Moretta, dovrebbe essere costato circa 40 milioni di euro, quindi è una cifra veramente importante. Allora, guys, thank you for supporting everybody, grazie mille. And look at here, how everything is working here. Think about that. In Venice we got something like 150 canals, that they are our streets.
Noi a Venezia abbiamo circa 150 canali che sono praticamente le nostre strade. Durante il periodo dell'impero austro-ungarico, quindi circa 200 anni fa, sono stati coperti alcuni canali e sono stati tramutati in strade. Yeah, think about that almost 200 years ago. What happened? It happened that the Austro-Hungarian Empire started to, let's say, cover up a lot of the canals, and they converted the canals into streets. Every time that you come into Venice and you see Rio Terra, it means Rio, it means river, terra, land, and so it means that they cover up everything. Sì, ogni volta che venite a Venezia e vedete le scritte che c'è scritto Rio Terra, quindi Rio tipo canale, Terra, terra, vuol dire che l'impero austro-ungarico, quindi Francesco Giuseppe piuttosto che Sissi, hanno interrato quel specifico canale e convertito in strada per avere un sistema molto più veloce per andare da punto A a punto B. E poi guardatevi questa cosa. Allora, uso il dito un attimo. Quando vedete questo tipo di pinnacoli lungo il Canal Grande, sopra un palazzo o quant'altro, vuol dire che un capitano della Marina di Venezia abitava in quel palazzo. Oops, the seagulls, they are scared. Yeah, think about that. Every time that we see these special pinnacles, what does it mean? It means that a captain of the Venetian Marine would have lived exactly there. So really important and powerful. Look how quiet the situation is. Sì, guardate quanto calma è la situazione, non c'è praticamente nessuno in giro. Allora ci siamo Said e io, come unica gondola presente. Yeah, there's only Said and I as the only gondola in the Grand Canal. We got a vaporetto, abbiamo un vaporetto vicino alla riva in fondo, oltre a quello non c'è nessuno. Allora, Roberto, allora, i decori che di solito si vedono in giro, poi vi faccio vedere perché poi arriviamo verso la zona di Cadoro. Alcuni sono lo stesso artista. Sì, we are something like 632 people in a gondola. 634 adesso nella gondola, incredibile, invidia. Yeah, that is, yeah, we're pretty lucky. Look, let me turn that so I can show you Said how he's doing. I can show you the background. Yeah, think about that. Said is rowing, is not putting the oar into the mud, into the bottom of the canal, but is just rowing. Sì, giusto per capirci, Said sta remando, non sta mettendo il palo direttamente sul fondo, ma rema. See, you can hear a bit of music and it's a accordionist, but I got no idea from where he was arriving. Sì, si sentiva un po' di musica, però non riuscivo a capire neanch'io da dove arrivava. Probabilmente qualcuno che suonava l'armonica. Penso sia la coppia. I believe that is the couple that is probably right there. They are always there during these days. Sì, c'è una coppia di signori che sono sempre là, che si godono il tramonto di Venezia, ed hanno ragione. Yeah, we got a couple that is always there, that they enjoy the sunset every day. The palace on the right hand side with the pinnacles and steeples, that's exactly where George Clooney got married. Il palazzo a destra con le due guglie sopra è dove si è sposato George Clooney. Quindi se qualcuno ha qualche idea per trovare la location, io direi che quello non è male. Aspettate che vi faccio vedere dove stiamo arrivando. Vado piano piano, che non è mai facile. Guardate i colori. Yeah, look at the colors, that they are just amazing. You should be able to recognize something on the distance. Can you see it? Let me zoom it. Let me see if I can zoom it.
Rialto, il ponte di Rialto. Thanks to you for watching, grazie a voi che vi state divertendo e che vi godete Venezia. Yeah, look, we're definitely getting closer to Rialto Bridge. Piano piano ci stiamo approcciando verso il ponte di Rialto. Che sì, bravissima Nina, Rialto, sì, è spettacolare. Ci siamo solo noi e il vaporetto. There's only us and the water bus, nothing else. That is really amazing. But even here, look at the row of gondolas that is parked on the left hand side. Sì, tutte le gondole praticamente sono tutte parcheggiate qua, non si muove nessuno. See, the seahorse, let's say, is not really a seahorse, this one. This one is a winged lion. If you saw a seahorse, it might have been in some other gondolas, but they do have seahorses, of course. Guardate qua, allora, aspettate che così vediamo un po' di più. So we are definitely, piano piano arriviamo al ponte di Rialto, che è praticamente uno dei ponti più famosi e più importanti che abbiamo a Venezia, costruito circa 500 anni fa. 500 anni fa, quando hanno costruito questo ponte, tutti quanti erano arrabbiati perché praticamente hanno detto no, questo ponte è troppo moderno, non sta bene con il resto di Venezia. Yeah, think about that. When they built it up, the Rialto Bridge, approximately 500 years ago, everybody was complaining because they said, oh, it's too modern. It doesn't match with the rest of the island, actually. 500 years later, it's still here. But think about that at the real beginning, the Rialto bridge was a wooden bridge, a drawback bridge, and that's the reason why that they converted from wood into stones. All'inizio il ponte di Rialto era costruito in legno ed era una specie di ponte levatorio e quindi le navi, le barche, le galee passavano sotto il ponte che si apriva, che così potevano passare. Dopodiché, sì, scusate che ho la mano che non la sento più, arrivo. Siccome il ponte in legno non poteva durare per molto tempo, hanno deciso di farlo in pietra. Yeah, think about another thing. What is in the water under the bridge? Show us. Let me see. I show you this. Let's see. Yeah, the other idea is another thing. Think about that. For each embankment of the Rialto Bridge, and so this embankment and that embankment, we got 6,000 wooden pilings underneath as foundations and 6,000 wooden pilings on the right hand side as foundations that they are holding only this bridge. Yeah, sappiate che quando venite a Venezia voi camminate sopra a una foresta pietrificata, ci sono milioni e milioni e milioni di pali che arrivano direttamente dal Cadore, quindi dalla zona delle Dolomiti e dalla zona delle montagne delle Alpi italiane. Ci sono circa 5-6 mila pali sotto questa parte e altri 5-6 mila pali sotto questa parte del ponte di Rialto, quindi incredibile. I pali non si sono mai deteriorati perché? Perché abbiamo una specie di creta velma che, non facendo passare l'aria, il palo si è pietrificato e sono diventate praticamente fondamenta stabili. Yeah, think about that. All the poles, they became pretty much petrified, mainly for what? For a reason, because we got clay underneath, no air into the wood, and the wood became petrified, and so really amazing. What's the news at the Rialto? Shakespeare, sì, brava. Thank you, Deborah. And if you remember the movie of The Merchants of Venice, of course, the book of Shakespeare, but definitely in the movie The Merchants of Venice with Al Pacino. Al Pacino, that he was playing Shylock, he was standing right on the top of the Rialto Bridge, and Jeremy Iron, he was passing underneath this bridge. Yeah, look at the colors of the sunset. Sì, per gli amici che parlano in italiano, allora, se guardate Il mercante di Venezia, Al Pacino e Jeremy Iron, Al Pacino che faceva a Shylock,
era sopra il ponte di Rialto e Jeremy Iron stava arrivando direttamente con la barca sotto il ponte. Oppure qua c'è stato l'uomo ragno che hanno girato, they even film Spider-Man right here. E per tutti gli amici che torneranno a Venezia dovete andare assolutissimamente dove c'è il T Fondaco. Sopra cosa c'è? Sopra c'è la terrazza più bella di Venezia ed è gratuita. Yeah, for those friends that are coming back into Venice, make sure that you are going to go into the T Fondaco, which is this shopping mall. There's an amazing open air terrace right on the top, and you got the most incredible view of the entire island. Is free of charge, and that is amazing. Aspettate che adesso è at the end of this canal right there. That's exactly where Marco Polo would have lived. Sì, ricordatevi che se passate di qua tutta la zona a destra era la zona dove abitava Marco Polo circa 700 anni fa. Oh, un altro vaporetto. Yeah, we got one more water bus, which is pretty interesting. Allora, il palazzo che arriva a destra con tutte le impalcature, quello là è considerato il palazzo più vecchio di Venezia, che ha circa 1100 anni. Yeah, the palace with the scaffolding on is considered one of the oldest. One of the, it depends, Cafe, that there's somebody that is saying Al Pacino. Al Pacino, I know that is the right pronunciation, but in English a lot they say Al Pacino, and so in this way we please everybody. In this way, actually, definitely the palace that is right over there is the one that it belongs to Francesco da Mosto, that he worked for BBC. Francesco da Monsto, che oggi vive qua a Venezia, ha lavorato per la BBC, ha fatto un sacco di programmi interessanti. Questo pezzo qua che va da questo palazzo a questo palazzo qua, cos'è? Questo qua praticamente nel film 007 Casino Royale è dove hanno tirato giù il palazzo. Yeah, in this little section right here between the palaces, that's where they tear down the palace in 007 Casino Royale. Give me a second. Marco Polo for pasta. Mona Lisa, sorry to disappoint you, but it's totally wrong. It's one of those fake news. Think about that. The Italians, they were eating pasta in 1064. And that happened to be in Sicily. And so it's definitely a fake news that he brought pasta into Italy. Sì, un sacco di stranieri pensano che Marco Polo abbia portato gli spaghetti e la pasta in Italia, cosa che è stata smentita varie volte perché era circa il 1064 che gli italiani, ma soprattutto in Sicilia, si mangiava già gli spaghetti. Quindi gli spaghetti che tutti quanti conoscono sono sicuramente italiani. Probabilmente Marco Polo ha portato gli spaghetti, sì, ma di riso. Qua, in questo punto qua, è dove si è seduto chi? Julia Roberts e Woody Allen. Tutti quanti dicono ti amo. Yeah, right here in this corner, that's exactly where Julia Roberts and Woody Allen, they sat in the movie Everybody Say I Love You. And I go slowly. And right here, right in that balcony, that's where Johnny Depp with the pyjama, he jump off e he push the policeman right there. Per tutti gli amici italiani, qua è praticamente dove Johnny Depp nel film The Tourist, il turista, è saltato dal balcone e poi ha spinto Nino Frassica direttamente nell'acqua. Yes, e questo è il nostro mercato del pesce. This is our fish market. The only thing that is extremely disappointing is that it's getting smaller and smaller and smaller. It's shrinking. We're having less inhabitants in Venice. We just hit 50,000. Il mercato del pesce, che è davanti a noi, sfortunatamente ogni anno diventa sempre più piccolo, più piccolo, più piccolo. Perché praticamente abbiamo appena raggiunto 50.000 abitanti. Abbiamo perso negli ultimi 50-60 anni circa
150.000 persone e un sacco si sono spostati in terraferma, tipo le zone di Mestre e Marghera. Yeah, something like 150,000 people. They move definitely from Venice into the mainland because it's becoming too expensive and whatever else. Here we go. That somebody was talking about the Cadoro. For sure, this one is, if it's not the most, is just amazing. Ca d'oro. Ca stands for casa. D'oro, gold, the golden house. And so the entire palace would have been totally decorated in gold. And nowadays is part of a museum. Si chiama Ca d'oro, è del 1300 circa, è considerata una dei palazzi più belli di tutto il Canal Grande e praticamente all'inizio era completamente decorato in oro. Trudy, that's an interesting question. Sorry if sometimes I'm missing questions. Scusate se ogni tanto perdo qualche domanda, ma qua la domanda è: ogni quanto si puliscono i canali? Allora, i canali vengono ripuliti ogni 5-10 anni più o meno, ma abbiamo anche un'associazione di non sommozzatori, ma gondolieri sommozzatori che praticamente vanno a pulire i canali. Un sacco di amici gondolieri hanno il retino e prendono le bottiglie di plastica, quindi tutti quanti bravissimi che così mantengono la città pulita. E quindi ogni 5-10 anni pompano l'acqua fuori dai canali, che così riescono a ripulirli e controllare anche le fondamenta. Allora, the entire situation is like this. Think about that. A lot of how often do we clean the canals? Anything between 5 and 10 years. And a lot of the gondoliers actually they do scuba diving. They are scuba divers and they jump into the water to clean up the canals. That happened in last December or November. Anyway, it was extremely cold actually, and they done a great job. But we got a lot of friends of ours that are gondoliers that they got like a fishing net, that as long that they see a plastic bottle that is floating around, they catch it, they put it into the gondola, and so allora is what, see. And so in this way actually they keep clean everything, but that's the only way to go. Sì, vi dico anche un'altra cosa, io e Said cosa stiamo facendo? Abbiamo costruito un bragozzo, quindi una barca tipica del 1800, ma con il progetto tipico del 1800, ma l'idea è quella di andare a pulire le spiagge man mano che facciamo i giri. Yeah, Said and I, we got a special project that is going on actually, and the idea is that while that we're sailing, to clean up the canals rather than the beaches and so on. That is going to be a good plus. Allora, aspetta, Robert. And so the question is if they clean the Grand Canal. They cannot block it off the Grand Canal to clean it, of course, but they do scuba divings and they try to pick up the general rubbish that is on the bottom. Yeah, allora praticamente la domanda era se puliscono il Canal Grande. Sì, lo puliscono, ma hanno una specie di draga, una specie di bena che danno una ripulita attorno. Cathy, how many palaces that we got in Venice? It's difficult to tell. There are just too many. It's uncountable. It's amazing, amazing, amazing. And so, but let's say that normally the problem is what is a palace? A palazzo, it's the place where the merchants would have lived actually, and the palace would have had especially 2 staircases to keep the distance between the owner and the servants. Sì, dovete sapere che allora la domanda era quanti palazzi abbiamo a Venezia. È difficile dirlo perché sono veramente infiniti, sono tutti palazzi ed è incredibile. La cosa è che
I palazzi praticamente veneziani hanno cosa? Di solito hanno due scale, una era per la nobiltà e una era per i servi, quindi praticamente dovevano mantenere le distanze. Sì, aspettate, adesso abbiamo anche un taxi acqua. We got even a water taxi. It's the first one that I'm able to see today. Sì, la luce di quest'ora è incredibile. The light of this time of the day is just incredible, actually. And of course, everybody had water entrances to shock the guest that he was getting into Venice. Sì, tutti i palazzi, o quasi tutti, avevano una porta d'acqua. Quindi praticamente l'ospite del palazzo che arrivava doveva essere sicuramente scioccato da entrare direttamente dall'acqua. Sì, Debra, i water taxi sono un po' cari. Yeah, the water taxis, they are kind of expensive, but it's especially when it's really really busy. That is one of the best ways to see the city. Allora, ci stiamo approcciando vicino al Casino di Venezia, inaugurato nel 1638 e praticamente una delle case, aspettate un attimo, c'ho il microfono che si è girato, una dei casinò più vecchi di tutta Europa. Qua praticamente è dove è morto anche Richard Wagner, e quando è morto cosa è successo? Hanno fatto una cerimonia lungo il Canal Grande per portarlo fino alla stazione di Venezia, che poi l'ha portato fino a Bayreuth, che è vicino a Berlino, per capirci. Yeah, we are talking about the casino. That is one of the oldest gambling houses of the entire Europe, actually. But the most amazing thing is what? That Richard Wagner would have lived exactly right in this building. After that, he worked with Ludwig II, the Mad King, in Bavaria, and so in Bayern. And so by sorry, not Linderhof, but Neuschwanstein, that he even created the Linderhof and so on. But he worked even there. What happened? It happened that he was so in love with Venice, he died here. The day that he died, they done an amazing ceremony that they brought Richard Wagner from the apartment that he rented all the way down to the train station, and right there he took a train that they transfer him exactly in Bayreuth, that is close by Berlin. Oh, here we go. We got the sunset. Sorry for the lights. Scusate per i riflessi, ma adesso è veramente l'ora d'oro della sera ed è veramente incredibile. Sì, il colore è come i Renoir, è veramente incredibile. Beh, Roberto, se arrivi con la Biennale ti diverti da matti, è veramente incredibile. Sto un po' zitto, I shut up a bit so you can enjoy the view. No, Julie, is not the Salute. This one is the church of the nickname of the Venetian is St. Lucy, o San Geremia, San Geremia. Quindi la chiesa davanti a noi non è la Salute, perché adesso stiamo ritornando in stazione, e questa qua è la chiesa di San Geremia o di Santa Lucia, dipende a chi lo domandi. Sì, sì, esatto Paolo, c'è la residenza di Benedetto Marcello, quindi c'era Benedetto Marcello, c'era gli appartamenti di Wagner e poi il casino, quindi erano tutti focalizzati là. Un quadro del Canaletto dal vivo, sì, effettivamente. Yeah, it looked like a painting of the Canaletto. Is exactly the same thing. That Canaletto, he was here he lived in Venice and worked in Venice in the middle of the 1600s.
Kati, all these palaces, all these buildings by the water, they're all considered palaces. That in Italian we say palazzo. I show you another thing. Look at here. Allora, bevi l'acqua. Questo negozio qua. Questo ha ancora i telai che sono praticamente intatti e qua fanno ancora il velluto e i tessuti veneziani come una volta. Yeah, guys, if you're coming into Venice, make sure to visit Bevi l'Acqua. You got still the waivers that they are still producing the fabrics and the velvets like in the ancient days, and this one is just superb. Make sure that you visit. Let me show you another thing. I go slowly. Sorry if I'm going too fast sometimes. Scusate se vado un po' veloce ogni tanto, ma è un po' difficile gestire il tutto. Gondola, onde e tutto il resto. Allora, il canale che arriva davanti a noi, dove ci porta? Ovviamente a destra c'è Canareggio, ma è la zona del ghetto, quindi il ghetto ebraico più vecchio di tutta Europa praticamente, che abbiamo festeggiato qualche anno fa 500 anni. Yeah, if you look straight in front of us, all the way down where those big tall palaces are, that's the area where the Jewish ghetto is, which is the oldest one that we got around Europe, and we just celebrated 500 years. Allora, qual è la differenza tra vaporetti e traghetti? Allora, il vaporetto è quello, quindi una barca a motore che è praticamente l'autobus di Venezia, per capirci, e il traghetto è una gondola grande, un po' più grande di quella che siamo noi, che ti porta da un punto all'altro del canale. Quindi praticamente invece di camminare e farsi 20 km a piedi, ti porta di qua e di là del canale. Oppure guardate questo. Yeah, what's the difference? What's the difference between a traghetto and a vaporetto? The vaporetto is the steamer, is the bus. It's the boat bus that is taking you around the city. But the traghetto it's like a big gondola that is going to go across the canal. It's like a shortcut. Rather than walking for a long time, actually, you go across the canal to make it everything shorter and faster. Sì, brava Paola, grazie mille. Abbiamo messo il turbo. Mi sa che Said ha fame. Se la sta ridendo. Yeah, we put the turbo on. That it seems that Said is getting hungry. It's time for a panino with the salami. È ora del panino con salame qua. Che il gondoliere sta finendo le energie della voga. Sì, qua la benzina di Said sono i panini al salame. Yeah, the gasoline for Said is definitely salami, panini with salami. No, quest'ora del giorno è veramente incredibile. But they use traghetti to go and from ghetto, right? We don't use traghetti because actually the section where the Jewish ghetto is too short and we got enough bridges. Quindi praticamente se traghetto is it's a ferry, but it's not a boat, big boat. It's just a gondola ferry. You go very fast and you have a motor on the gondola. No, Raimo. We're just rowing. Is rowing for real. And I can tell you, since that we are not working much, since that the entire city is extremely quiet, is not well trained. Sì, allora non abbiamo il motore è Said, ma quest'anno siccome non abbiamo lavorato tanto non andiamo velocissimi come al solito, quindi siamo in situazione training. Adriano, if I can show the details of the gondola, this is gonna be a kind of complicated
because I'm not able to move around. Saluto il gondoliere, sono un musicista di sedere nati in gondola. Ah, ok, ciao Paolo. Kathy, if you can do your wedding in one of these palaces, yes, you can rent a palace and you can do the wedding inside. That one for sure. Si possono prendere in affitto dei palazzi per fare il proprio ricevimento o il proprio party, per la propria cerimonia per il matrimonio, quindi le cose si può affittare il palazzo per fare per fare le cerimonie nuziali. Allora, qua siamo davanti alla chiesa degli Scalzi e che siamo ritornati in stazione, e la prossima volta che venite provate ad andare dietro perché c'è una delle poche vigne di Venezia. Guys, make sure that next time that you are coming back to Venice, you go behind of this church, because on the other side you got one of the most amazing and incredible vineyards. We don't have many vineyards in Venice. We got one is here by the train station, one is in the church of St. Helen in the district of Castello, and there's another vineyard in the district of again Castello, but it's San Francesco della Vigna, St. Francis of the Vineyard. And this is the train station, Deborah. Sì, O Sole Mio, sì. No, we got the kids that got rap music. See, we are back in the train station. We started with 0 people, we ended up with 751. Abbiamo cominciato praticamente con 0 persone e abbiamo finito con 750 persone in gondola. Veramente un record. Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi stasera e vi auguro una bellissima serata. Thank you guys to be with us today. I hope that you enjoy our tour around. I wish you a great evening. Thanks for everything and have a great time. Ciao, arrivederci, grazie a tutti. Ciao anche da Said.